Eccoci, nuovo appuntamento con la nostra storia, una nuova puntata, due le persone che incontreremo, due i personaggi. Il primo è un presidente di provincia per parlare di questo ente dal passato, quando era veramente un ente di secondo livello molto importante, ad adesso che sta cercando di trovare una sua identità. La seconda parte invece la vivremo con un operaio metalmeccanico all'interno di una grande fabbrica del nostro territorio e questo passaggio tra passato e futuro che vede magari anche la presenza dei cinesi. Tutto questo naturalmente dopo la sigla. Innocenti Lino 17, Bianchi 17, nulle 1. La votazione, il quorum è 18. E quindi praticamente anche nel 1985 diventare presidente di provincia era molto difficile. Stefano Marcon, benvenuto. Cosa si prova a vedere l'elezione di Lino Innocenti a quel tempo in una provincia decisamente diversa rispetto a quella che lei sta guidando oggi? Insomma, per gli addetti ai lavori vedere l'esito di una votazione così al tempo d'oggi fa capire che alcune difficoltà c'erano anche allora e forse a maggior ragione rispetto ad adesso, no? 17 innocenti, 17 bianche, una nulla. Sono quei momenti in cui la politica, l'allora democrazia cristiana, oserei dire, andava a pesarsi al proprio interno. Oggi non è proprio così, insomma io sono stato eletto la prima volta con un candidato contrapposto, con un bel distacco, eletto da sindaci e da consiglieri comunali, la seconda volta ero candidato unico, anche lì forse le strategie hanno indotto a non presentare un candidato in contrapposizione. Però vediamo una differenza fondamentale, lei è eletto dai sindaci, lì invece l'elezione era di consiglieri che venivano eletti invece dal popolo. È così ed è quello a cui si auspica ritornare, anzi a differenza di allora, perché verosimilmente si ricalcava quella norma che portava anche i sindaci a essere eletti dai consiglieri comunali. Oggi sappiamo che il sindaco è eletto direttamente dai cittadini, anche il presidente di provincia è stato eletto direttamente dai cittadini fino al 2014 e credo sia la massima forma di democrazia che si possa mettere in pista sul territorio, in campo, no? Perché il cittadino elegge il proprio rappresentante e sa chi è, l'ha eletto lui, se è eletto sa a chi andare a rivolgersi a chiedere risposte ai propri bisogni. Ripeto, oggi non è così, la maggioranza dei cittadini forse non lo sa nemmeno anche, no? Ma a me capita talvolta che mi dicono guarda Presidente che io ti ho votato, sai, in quale consiglio sei? No, ma è così. E quindi genera un po' di confusione. Al di là di questo la questione veramente democratica secondo me sulla quale si sta lavorando e credo che i tempi siano maturi è quella di far tornare all'elezione diretta il Presidente della provincia e il Consiglio provinciale. Allora andiamo a vedere questo servizio e poi lo commenteremo con il Presidente Marcon. Da parte del mondo produttivo si lamenta sovente la scarsa preparazione specifica di chi consegue un titolo di studio, anche in scuole tecniche o professionali. È partendo da queste considerazioni che la provincia di Treviso, già negli anni 50, istituì ben 8 centri di formazione professionale, aventi come scopo primario quello di insegnare un mestiere. E stamattina è stata presentata una nuova iniziativa, l'istituzione di 10 corsi post-diploma per individuare, aggiornare, abolire qualifiche e specializzazioni in base alle sempre nuove richieste di una realtà in continua evoluzione e a fornire delle nozioni il più vicino possibile all'attuale realtà lavorativa mirano appunto questi corsi post-diploma di informatica o di gestione del personale, nel corso dei quali si mirerà alla professionalità, evitando l'astrattezza in cui rischia spesso di cadere l'attività scolastica. Si parlava di formazione e si parlava di scuola, adesso la provincia? Adesso la provincia per ciò che riguarda il mondo scuola si occupa di edilizia scolastica, esclusivamente dei locali e degli ambienti delle scuole da mettere a disposizione dei ragazzi e dei docenti. Poi è a fianco a iniziative che però
necessariamente sono mosse da altri enti, da altre associazioni, piuttosto che dal mondo del privato. Io so che ci sono associazioni di categoria che lavorano per far sì che il percorso scolastico sia più aderente possibile al futuro del lavoro, nel mondo del lavoro da parte dello studente, no? E quindi cercare di fare orientamenti, oppure le chiamano, oggi c'è l'alternanza scuola-lavoro, perché il tema è sempre quello, no? C'era 50 anni fa e c'è ancora oggi, quello di far sì che nel momento in cui un ragazzo esce da scuola possa trovare un impiego e dare dei risultati, no? Essere pronto per essere produttivo, passatemi il termine. E quindi questi percorsi di alternanza scuola-lavoro fatti con le associazioni di categoria piuttosto che con altri soggetti aiutano a far sì che il ragazzo che esce dal mondo della scuola possa trovare una collocazione nel mondo del lavoro in tempi rapidi e che sia formato per quel lavoro. Ma guardando quelle immagini di ieri, era meglio quando la provincia ci metteva, tra virgolette, le mani in pasta, oppure adesso che, diciamo, gestisce solo le infrastrutture? No, secondo me se l'ente avesse la possibilità di intervenire direttamente, probabilmente sarebbe un anello di congiunzione che oggi manca, c'era e oggi manca, perché le associazioni di categoria, il mondo scuola, il tessuto imprenditoriale, che poi passa anche attraverso il mondo dell'artigianato, del commercio, del turismo, potesse avere un unico anello di congiunzione in grado anche di contribuire magari con risorse dirette. Questo potrebbe, secondo me, aiutare a sbagliare meno sostanzialmente, no? Perché quando metti in rete più soggetti riesci a fare sintesi e tirar fuori l'idea migliore, come investire meglio le risorse, perché poi si tratta sempre di risorse da mettere a disposizione. Guarda, se posso citare un esempio, Confartigianato sta concretizzando un progetto che si chiama apprendistato duale, è stato presentato poco fa, è stato già sperimentato l'anno scorso da un istituto professionale e adesso lo allarga anche agli altri istituti non esclusivamente professionali, e questo consente al ragazzo di andare a lavorare all'interno di una struttura, essere sostanzialmente assunto. Gli vengono pagati anche i contributi pensionistici, tu pensa, no? In collaborazione con l'associazione di riferimento, la Confartigianato in questo caso, e dà dei risultati positivi, no? Il professionale l'Ipsia, che è comunque una delle scuole con un alto tasso di inserimento nel mondo lavorativo, sforna dei diplomati che poi magari vanno all'interno di aziende, che ne so, di falegnami piuttosto che lavoratori nel mondo dell'artigianato durante il percorso scolastico. Quando hai finito sai che puoi trovare già un'azienda che ti ha dato un'opportunità e che si è messa a disposizione e ti sta aspettando per quel lavoro, e sa che se arrivi tu già formato, ragazzo, trova quello che gli serve, cioè una persona che sappia fare il suo lavoro e che abbia soddisfazione di farlo. Perché... Quindi la provincia, il ruolo di mediazione, insomma, è un ruolo che deve tornare ad avere. Io lo auspico questo, cioè, lo si faceva in tantissimi ambiti, dallo sport alla cultura, piuttosto che al turismo, piuttosto che al mondo della formazione scolastica, della formazione, caccia, pesca, insomma erano tante le competenze di cui si occupava la provincia prima. Adesso, giusto per chi non lo sa, chi se ne occupa? Il turismo è nato un sistema che ha messo in rete Camera di Commercio, comuni, con il contenitore che si chiama OGD, Organizzazione della Gestione della Destinazione. La cultura sostanzialmente è rimasta in capo ai comuni o alla regione. Se dovesse arrivare una grande personalità nel nostro territorio, no? Succederebbe come è successo nell'88 ad Asolo? Vediamo il servizio e poi lo commentiamo. 94 anni suonati, spirito giovanile, elegante e sorridente come sempre. Freya Stark, la famosissima esploratrice inglese, si è presentata così al municipio di Asolo per ricevere i festeggiamenti della cittadina e non solo quelli. Ad allestire questa simpatica festa si è inserita anche la provincia di Treviso, rappresentata dal presidente Lino Innocenti. E proprio lui ha stretto per mano quella che è stata definita l'ultima esploratrice del nostro secolo,
Una donna fantastica che ha girato mezzo mondo alla ricerca di emozioni e sensazioni in quei lunghi pellegrinaggi nel deserto. Ed è stato proprio grazie a questi innumerevoli viaggi che Freya ha potuto apprezzare la gente del mondo e scrivere molti meravigliosi libri, il più famoso dei quali, Le porte dell'Arabia felice, è stato tradotto in lingua italiana e presentato al pubblico della penisola pochi giorni fa. Non sono mancate parole di apprezzamento per questa grande donna, ricordata con toni umani e delicati soprattutto dallo scrittore trevigiano Cino Boccazzi, che ha voluto in particolar modo sottolineare il suo coraggio e la sua intraprendenza. Freya Stark ha assistito in silenzio, talora sorridendo alle parole di affetto, talora gonfiando gli occhi alla vista di numerose diapositive che le ricordavano i più begli anni della sua vita. Una vita ben spesa, senza rimpianti né rimorsi. 94 anni di avventure da sognare tutte le notti. Tutte cose che faceva il Presidente della provincia, adesso chi toccherebbe? Io credo che dovesse succedere una cosa così, la parte del leone le farebbe l'amministrazione comunale, il sindaco, perché insomma accogli nella tua cittadina il personaggio di spicco che si presenta e quindi l'onere e l'onore maggiore spetta al sindaco. Guardando queste immagini ho visto anche che vi era un libro, una presentazione di un libro, e mi viene da pensare che probabilmente la provincia all'epoca abbia concorso alla realizzazione, all'edizione di questo libro, e quindi normalmente quando vi sono partecipazioni anche ad eventi dirette tutti gli attori vengono coinvolti. Oggi non sarebbe possibile. Ecco, in provincia ad esempio la cultura a chi è rimasto? C'era un assessorato alla cultura, adesso dov'è? No, non c'è un assessorato alla cultura, non esistono più gli assessori in provincia. Andiamo a vederci il contributo 06, una mostra a Villa Franchetti, il pezzo del 13 giugno del 1987. Villa Franchetti di Preganziolo ha ospitato in questi giorni una interessante mostra del fotografo americano William Eugene Smith intitolata Usate la verità come pregiudizio. Un titolo, se vogliamo, provocatorio, ma allo stesso tempo stimolante alla riflessione. In vetrina, oltre un centinaio di immagini, molte delle quali, è stato detto, di tale efficacia da mutare il modo di concepire la storia. Fotografie in bianco e nero che non hanno certo bisogno di commenti. La vita di questo fotografo fu contrassegnata dal divolante desiderio di essere bravo, il migliore. Fu per questo vittima di un meccanismo perverso che lo costrinse ad una incessante autocritica. Il lavoro di Smith, morto nel 1978 all'età di 60 anni, fu immenso. I notissimi reportage, Medico condotto, Villaggio spagnolo, Il dottor Schweitzer ed il memorabile, poetico e megalomane progetto su Pittsburgh non sono che una parte della vastità del suo materiale di documentazione della condizione umana. La fama di questo professionista è nota in tutto il mondo. Ovvio e scontato dunque il suo successo anche qui a Treviso. La mostra di Smith, che era nata direi proprio come una occasione più che una programmazione, ha avuto invece, mi si dice da parte di chi l'ha seguita, più di 6.000 visitatori, soprattutto nei periodi del sabato e della domenica è stata moltissima gente. È stato un esperimento per noi positivo, un'ulteriore occasione che speriamo di incrementare con altre occasioni di questo genere. Una battuta anche a lei, Presidente, mi pare che la provincia tenga molto alla cultura. Ma direi proprio di sì, credo che sia un contributo che possiamo dare. L'onorevole Marton ed io stiamo studiando anche ulteriori iniziative che diano degli apporti specifici, un apporto particolare della provincia alla promozione culturale a Treviso. Allora, con questo servizio possiamo parlare esatto del passaggio di testimone, nel senso che Marton è stato il predecessore di Innocenti e gli ha fatto da assessore successivamente, quindi non è che quando uno poi smette di fare il presidente va a fare qualcosa, può tornare a fare l'assessore, almeno poteva. La seconda cosa invece, Villa Franchetti l'abbiamo vista, diciamo, non dico nello splendore, ma nell'attività, mentre adesso... Da dove vogliamo cominciare? Da una terza, se mi consenti, Lucio, cioè dall'aver sentito un esperimento, un esperimento su Villa Franchetti. È evidente che le difficoltà c'erano anche allora, no? Perché se fanno delle sperimentazioni con delle mostre culturali per valorizzare quel compendio, il senno di poi ha visto che era una sperimentazione che non ha prodotto il risultato magari atteso, cioè quello di dar continuità
alla valorizzazione di un patrimonio così importante. E come sperimentazioni poi ne sono state fatte altre su Villa Franchetti, no? Sappiamo che è stato percorso la strada di poterla fare diventare sede universitaria, sembrava anche che andasse a buon fine, ma poi si è fermato anche lì, così come adesso Villa Franchetti è un bene che ha un alto valore artistico, culturale, però ha delle difficoltà nell'essere concretizzata la sua valorizzazione in questo senso, perché è onerosa sia che lo faccia il pubblico, sia che si cimenti qualche privato. Può esservi nello scenario collettivo qualche mecenate che investa. Ma se la provincia tornasse ad avere, diciamo, non solo il ruolo, ma anche, chiamiamolo così, i denari, no? Perché poi naturalmente quando ti levano il ruolo ti levano anche i fondi. Che possibilità ci potrebbe essere? O è proprio veramente troppo onerosa per tenerla in piedi? No, sono questioni di scelte. Gli spazi culturali, anche negli altri enti locali, gli spazi vocati alla cultura, sono di per sé servizi che non trovano un equilibrio economico-finanziario. Sempre, se tu la guardi sotto il punto di vista di entrate e uscite, è un deficit per l'ente. Ma è una scelta che fa l'amministrazione comunale, le amministrazioni comunali dotate di teatro piuttosto che di biblioteche, piuttosto che di musei, non trovano mai o molto raramente un equilibrio economico-finanziario. Forse gli Uffizi lo trovano, il Louvre, forse quel tipo di musei che hanno un'attrattività nota per le opere d'arte che espongono, con il numero di visitatori che hanno, forse la trovano. Quindi se uno avendone la possibilità, le amministrazioni comunali, ripeto anche la mia, sa di investire, di mettere dei denari a disposizione della cultura. Punto. Non è che tu fai un quadro economico e devi far zero. La copertura dei costi dei servizi a cultura a Castelfranco Veneto si aggira sul 15-18%, mi sembra, quando vai a fare le macro analisi. Ma è simile a tutte le altre situazioni. Diciamo che sulla cultura, insomma, non occorre essere come un'azienda privata e andare a bilancio. Bisogna pensarla così, perché non c'è un riscontro economico diretto positivo. Sappiamo quanto di positivo porta a formare e acculturare le genti, o no? La cultura ha un riflesso indiretto positivo sotto il punto di vista economico. Se tu la guardi meramente dal tuo punto di vista, dal bilancio, non quadra. Detto questo, la provincia non si pone neanche il tema di fare la scelta o meno se investire in cultura, perché proprio non c'è la possibilità, non rientra nelle competenze e non ne ha i denari da mettere a disposizione. Invece qualche denaro ce l'ha per quanto riguarda le strade, giusto? Anche lì abbiamo intercettato contributi vincolati, siamo stati, no, non io, la provincia, l'ente, la struttura brava nell'essere pronta nel momento in cui sono arrivate delle risorse vincolate a presentare progettualità anche per la manutenzione straordinaria. No? Noi abbiamo fatto un programma quinquennale di manutenzione straordinaria finanziato dalla provincia, finanziato dal governo alla provincia. Però se mi consenti anche qui è una impostazione, quella attuale, che bisogna superare. A me piacerebbe avere la possibilità di fare delle scelte gestendo risorse proprie. Non è che siamo andati verso un sistema dove a livello centrale decidono che cosa finanziare. Finanziamo strade? Bene, allora la provincia di Treviso candida i 1200 km di strade che ha ad essere manutentate per X euro. Se per caso però la provincia di Treviso fosse stata brava prima e le strade erano a posto, non avevi neanche il titolo per poterti candidare, no? E quindi dici no, strade non mi servono, mi servirebbero dei soldi da dedicare alla cultura. No, quelli no, capisci? È una gestione centralista dove o sei bravo in qualche modo a intercettare contributi vincolati per le funzioni che ti candidi, oppure rimani in attesa che il governo centrale decida che cosa finanziare. Allora andiamo a parlare di strade, perché abbiamo scovato il 12 dicembre dell'88 un servizio che parla della strada della Pedemontana del Grappa. Vediamolo insieme. La comunità montana del Grappa vuole fare proseguire la nuova strada provinciale pedemontana numero 26 fino alla tangenziale di Bassano e dalla Valsugana.
Nell'85 è stato approvato il progetto di massima che prevede anche la costruzione di un nuovo ponte sul Piave all'altezza della Cementi Piave tra Pederobba e Valdobbiadene. La strada servirebbe per smaltire soprattutto il traffico dei camion e dei mezzi pesanti, evitando il loro passaggio nei centri urbani dei 6 comuni. In tal modo si riuscirebbe a collegare le 2 comunità montane, quella della destra e della sinistra Piave, dando maggiore possibilità di comunicazione anche alle industrie locali. Intanto qui il tema è quello del ponte sul Piave, che è una storia infinita, perché parlavano già, e poi anche il fatto che volevano questo prolungamento, che poi in realtà adesso c'è perché c'è il pezzo della Pedemontana vera e propria. Ecco perché Pedemontana. Secondo me è stata prodromica la realizzazione poi della SPV, la strada Pedemontana Veneta, che insomma ormai stiamo toccando con mano. E questo ponte sul Piave? Si sta lavorando, la provincia assieme a Veneto Strade, assieme alla regione sta redigendo un progetto di fattibilità. Si sa che il tema è sempre quello delle risorse, oggi come ieri, anzi forse a maggior ragione rispetto a ieri. Però io dico sempre anche che non bisogna mai arrendersi di fronte al fatto che non c'è possibilità economica oggi. L'idea bisogna portare avanti, bisogna che sia condivisa, e quando è condivisa dal territorio poi qualche opportunità magari la si può percorrere. Non bisogna arrendersi, bisogna trovare una quadra, avere un minimo di progetto che sia condiviso, perché ascoltando sempre le perplessità, citava Crespano e citava una sorta di unanimità da trovare prima di andarsi a presentare, perché questa è la forza poi che hanno gli enti sovraordinati nel procedere nella realizzazione delle opere. Poi ripartiremo perché la provincia parlava e parla ancora di sicurezza stradale. Dopo la pubblicità. Ogni anno le strade della Comunità Europea fanno 55.000 vittime, 1.600.000 sono le persone ferite, 155.000 di queste restano minorate per sempre. Sono dati raccapriccianti, rilevati nell'88, che incidono moltissimo sulla comunità anche in termini economici, circa 30.000 miliardi. L'Italia occupa uno dei primi posti nella classifica dei singoli paesi. Più strettamente, il totale degli incidenti a Treviso e provincia si è fermato a quota 4.093, con 156 morti e 3.647 feriti. A fare più vittime sono incredibilmente le strade urbane. Su 2.540 incidenti, ben 57 sono stati mortali, con 58 decessi e 7 ferimenti. La soluzione del problema della sicurezza sulle strade richiede interventi su diversi terreni. Quello legislativo, ed ecco l'elaborazione del piano provinciale della viabilità, quello educativo, dove svolgono un ruolo primario le scuole, ed infine quello tecnologico. Ed è da quest'ultimo campo che arriva un significativo progetto in via di sperimentazione in Italia, presentato oggi in provincia. Si tratta di Securvia. Le macchine, chi intende dotarsi dello strumento, hanno un ricevitore che, avvicinandosi a questi punti, segnalano appunto in maniera visiva, in maniera acustica, l'avvicinarsi del pericolo. Sono ben 64 infatti i punti neri o a rischio individuati dalla provincia nelle nostre strade. In 25 di questi verrà installato Securvia in fase sperimentale, ma il suo utilizzo è previsto eventualmente anche in prossimità di scuole, in zone nebbiose o dal manto stradale gelato. Entro i primi giorni di marzo comunque tutto il Triveneto dovrebbe essere operativo. Questo è un Securvia che non è l'autovelox, attenzione, no. Questo è un segnalatore che tu mettevi in macchina. Devo dire che insomma c'è una sperimentazione per la sicurezza stradale, sta facendo molto di più l'autovelox forse. È un dissuasore l'autovelox. Guarda, io guardo un attimo ai dati. Nel 2000 la provincia di Treviso era maglia nera in Italia per morti da incidenti stradali. Direttive europee davano come obiettivo nel decennio di ridurre al 50% i morti da incidenti, e la provincia aveva centrato questo obiettivo investendo sostanzialmente somme importanti sotto il punto di vista infrastrutturale, andando a risolvere le criticità dei punti neri con il progetto rotatorie.
sappiamo che all'epoca è esploso quel progetto e ha prodotto risultato, perché nel 2010 i morti erano scesi a 81 mi sembra, quindi sostanzialmente centrato il risultato del 50% in meno, e non c'erano gli autovelox. Però questa è una proposta della provincia di Treviso di allora. Adesso la provincia di Treviso che cosa fa per la sicurezza? Abbiamo continuato ad investire in infrastrutture, sempre con le capacità limitate, ma facendo rete assieme ai comuni. Abbiamo chiesto ai comuni qual era la vostra priorità di investimenti infrastrutturali, e sono arrivati nel biennio 19-20 60 richieste, nel biennio 21-22 70, per un totale di interventi cofinanziati dalla provincia per circa 18 milioni mi sembra, e la somma degli interventi 50. Quindi rotatorie, piste ciclabili fatte in rete comuni e provincia. A questo abbiamo aggiunto la ripresa della formazione, la sensibilizzazione alle scuole secondarie di secondo grado, ai ragazzi delle quarte e delle quinte superiori, continuo anche a chiamarle così. Noi facciamo momenti di incontro attraverso una formazione e sensibilizzazione sui pericoli che possono derivare dalla strada quando la utilizzi in modo non corretto, perché le regole ci sono, non puoi guidare con il telefonino, non puoi andare a 120 dove c'è il limite di 50, non puoi guidare ubriaco, se per caso il terreno è bagnato sai che lo spazio di frenata è maggiore e quindi devi andare più piano. Le regole ci sono, bisogna toccare le corde dei ragazzi, soprattutto rispetto alla tematica appunto dei device elettronici, i telefonini. La maggior causa degli incidenti oggi è la distrazione che deriva dall'utilizzo del telefonino nel momento in cui tu guidi. Questo è il tema sul quale si punta di più nei momenti di incontro con i ragazzi delle scuole. Allora, siccome però noi il tempo qua sta scivolando via velocemente e abbiamo anche già cambiato il titolo perché si parla della provincia, il comune e la politica, adesso la porto in politica, perché prima all'inizio ho detto come dire, la provincia è un ente dove io sostanzialmente sono l'unico che decide. C'è un po' di nostalgia per la politica all'interno della provincia? Secondo me sì. Ma e allora la fermo subito perché le faccio vedere, visto che lei è della Lega, il contributo dello 09, quando la Lega era in opposizione in provincia di Treviso. Vediamolo insieme velocissimo. Due iniziative concomitanti da parte dei gruppi di minoranza del Consiglio provinciale. I rappresentanti dei Verdi, PDS, Lega Veneta, MSI e PSD hanno chiesto infatti un incontro con i rappresentanti sindacali della provincia per discutere l'annoso problema relativo al personale. In secondo luogo gli stessi chiedono una riunione del Consiglio provinciale per affrontare il tema del trasporto pubblico locale e la gestione dell'azienda La Marca. Ma qui, al di là dei temi, che apre un altro capitolo, andare d'accordo col PDS? Io sono nato politicamente che il PDS non c'era già più, presumo. No. Andare d'accordo col PD? Diciamo che in provincia di Treviso sono anomalie queste che non so se ci siano riscontri concreti. Tra l'altro PDS e MSI anche, proprio abbiamo fatto il giro delle opposizioni. Le opposizioni. Perché qui al potere c'era ancora la DC. E allora adesso la porto, perché andiamo velocemente, a vedere una situazione politica che riguarda un suo predecessore, che poi è diventato anche presidente della regione, che in questo caso faceva da mediatore all'interno della Democrazia Cristiana. Il caso è tutto trevigiano, però è allargabile alla provincia. L'inserto è il numero 10, vediamo insieme questa Democrazia Cristiana che noi abbiamo titolato come la Lega oggi. Vediamo. Soltanto 2 assenti alla prima riunione del Comitato Comunale della DC questa sera in via Calmaggiore. L'inizio ufficiale di una nuova stagione di ritrovata unità ha coinciso dunque con l'insediamento di Carlo Bernini alla segreteria, soluzione individuata qualche settimana fa come la più elegante tra le possibili per rimettere in sesto meccanismi e facciata del partito cittadino. Io vengo soltanto a fare un ruolo, svolgere un ruolo, un servizio se vogliamo per la DC le cittadine, puntando tutto con molta semplicità ma anche con molto convincimento sulla ritrovata unità per riportare il partito all'altezza del ruolo che l'elettorato gli affida puntualmente
partito ha avuto delle difficoltà, io le ho conosciute da qualche altro punto di osservazione, oggi insieme a tutti gli altri abbiamo messo in piedi una cordata unitaria per uscire da queste difficoltà e fare bene il nostro dovere. Tra queste difficoltà possiamo elencarne qualcuna? Beh, è noto che erano molti anni che non si riusciva a mettere insieme una dirigenza eletta dall'Assemblea, adesso siamo riusciti. Le difficoltà erano le divisioni, molte volte non tanto sui temi quanto così su qualche disagio. Mi pare che riportare ad oggettività dei problemi il dibattito possa aiutare a superare tutte le distinzioni. Nominata la direzione nell'ordine Alfieri, Dal Boffer, Raccin, Lucchi, Pantaleoni, Renosto, Antonio ed Elio, Rompato, Sartori e Visentin, ed eletto all'unanimità Adriano Goldin quale segretario amministrativo, Carlo Bernini ha detto di riservarsi di chiedere personalmente la collaborazione di 2 fidi luogotenenti, i cui nomi saranno noti non prima della prossima riunione di comitato. C'è stato anche il tempo per un doveroso omaggio del ministro alla città. Lei ha appena detto, entrando in questa stanza, guardando dalla finestra, Treviso è la più bella città del mondo, è un fatto affettivo, c'è dell'altro? Ma non v'è dubbio, guardando come stiamo guardando adesso queste facciate affrescate, questi cortili così sobri di dimensioni ma così raccolti, effettivamente vi trovo la città che ho sempre amato. Io non vivo mica in un brutto posto, come è noto, ovvero vivo ad Asolo, però tutta la mia attività dalla scuola alla politica l'ho fatta o a Treviso o passando per Treviso. Ricordavo che tutto il tempo che ho passato a Venezia mi ha dato l'occasione, tornando a casa, di fermarmi sistematicamente qua, e ancora oggi il mio principale lavoro politico come ministro, direi, a disposizione delle istituzioni l'avevo già organizzato qui a Treviso, quindi è una conferma. Beh, insomma, a quel tempo c'è un ministro che fa il segretario comunale, voi invece avete un onorevole, un parlamentare che fa il segretario provinciale da qualche giorno. Certo che all'epoca credo fossero stati messi peggio, perché addirittura un ministro a fare il segretario di sezione nel comune di Treviso credo che insomma abbia messo in evidenza quanto fosse la difficoltà di allora, e secondo me erano più in difficoltà la DC allora che la Lega oggi in provincia di Treviso. Riguardando Carlo Bernini così, sapendo che è stato presidente della provincia, poi è diventato presidente di regione, poi è diventato ministro, ci sta facendo un pensiero pure lei? No, Lucio, guarda, è una domanda che porta sempre risposte che ti mettono in difficoltà, no? Io dico che in merito al percorso personale ho già toccato il cielo con un dito, politicamente parlando, dopo 18 anni essere qui. Dopo agli altri, escludendo il sottoscritto, no? Perché non voglio parlare di me, però nei momenti in cui è difficile essere amministratori, nei momenti in cui è difficile essere politici e si guarda avanti cercando di trovare fonti di ispirazione, penso sempre a un ministro degli esteri che prima vendeva bibite al San Paolo, e quindi dico: guarda che ragazzi, avete opportunità infinite davanti a voi, cercate di percorrerle perché i sogni si possono concretizzare. Non riguarda il sottoscritto. Però detto questo, bisogna dire che loro nella Prima Repubblica, per arrivare a fare i ministri, facevano veramente tutte le scale. L'esempio del ministro degli esteri ti fa pensare che invece non ci sia abbastanza cultura politica poi per raggiungere alcuni ruoli che poi diventano invece fondamentali, perché poi lì vai a mettere le mani su decisioni che poi coinvolgono non solo il Treviso, la Marca, ma tutta l'Italia e anche tutto il mondo per certi versi. Spero sia una lezione di uno sbaglio da cui trarre insegnamenti e non cadere più in un errore del genere. Io penso che ci voglia una determinata preparazione dopo l'esperienza sua, immagino che quando ho cominciato a fare presidente della provincia certi meccanismi non li conoscesse. Ah no, ma neanche quando ho cominciato a fare, io ho cominciato eletto come consigliere di opposizione, i miei primi 5 anni ho fatto il consigliere comunale di opposizione, un momento formativo molto importante, perché opposizione non significa essere sempre necessariamente contro, e questo me l'hanno insegnato coloro che erano seduti al tavolo di opposizione assieme a me, che avevano un po' di esperienza, no? Perché quando sei giovane sei che anni ha cominciato? 2005.
Ah, quindi se le faccio vedere una cosa del 91 di Castelfranco? Magari conosco, ma non l'ho Allora vissuta. vediamo il contributo numero 12, perché c'è un luogo che adesso non c'è più, ed è un luogo e un momento, devo dire, in cui Castelfranco divenne un po' il centro anche della discussione. Il servizio e poi il commento. C12, grazie a Francesca e ad Alessandro. Il coordinamento per i diritti degli extracomunitari a Castelfranco è sul piede di guerra. Dopo l'incontro del 5 gennaio fra il vescovo Magnani e gli ospiti dello Scardassi, edificio fatiscente ed inabitabile, hanno deciso ora di affrontare di petto l'amministrazione, accusata di disinteresse. L'incontro di quel giorno ebbe soprattutto il compito di richiamare l'attenzione della comunità religiosa e non. I rappresentanti della giunta disertarono clamorosamente. Questa mattina dunque la parte in causa è intervenuta in modo formale con richiesta di iscrizione all'ufficio anagrafe del comune di Castelfranco. Una mossa questa apparentemente di semplice burocrazia, dettata dalla disperazione e dalle continue promesse disattese, e con la quale gli immigrati alloggiati allo Scardassi vogliono in breve mettere la giunta alle strette e costringerla ad una risposta. Il comune, lungamente e a vuoto, ha promesso provvedimenti, lotti per prefabbricati degli industriali, un casello inattivo, Villa Zamperin. In mesi e mesi niente di tutto questo. Il coordinamento ora ha scoperto, grazie ad una comunicazione del prefetto ad altro comune, che per richiedere la residenza non è affatto necessario avere un lavoro stabile e tantomeno dimorare in un'abitazione avente i requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa ministeriale. Quindi oggi in fila ordinata tutti gli extracomunitari hanno presentato al comune regolare domanda di iscrizione all'anagrafe, costringendo il comune stesso ad agire diversamente, non potendo esso riconoscere come alloggio di fronte alla comunità l'edificio semidistrutto dello Scardassi. Una mossa tattica probabilmente dagli esiti positivi, vista la determinazione del coordinamento. Ha già avvisato infatti che di fronte a risposta negativa del comune alla richiesta di iscrizione verrà presentato ricorso e in caso di mancata risposta ricorreranno addirittura alla denuncia nei confronti del comune per rifiuto di atti dovuti. La marcia indietro, assicurano, sarà possibile solo di fronte ad un preciso e formale impegno dell'amministrazione. Allora va detto che quelli sono tutti volti che andavano a Castel Garden, giusto? Certo, E quindi erano indispensabili. E quindi gestire un comune, dopo aver visto questa esperienza, un territorio, un comune e anche un'emergenza. Quindi fare il presidente di provincia e poi magari trovarsi queste cose come sindaco, come si fa? Ci si fa aiutare da valide squadre, no? Sia di politici che di tecnici. Oggi non sarebbe possibile arrivare ad una situazione del genere e quindi avere un immobile come quello dell'ex Scardassi sostanzialmente adibito a rifugio di tutte quelle persone là. Oggi perché non sarebbe possibile? Perché si interviene prima, non è possibile avere dimora in alloggi di fortuna. Oggi l'amministrazione comunale ha delle procedure per dare risposta, le amministrazioni comunali ai senza fissa dimora, si guarda all'ultima residenza e un'amministrazione deve farsi carico del proprio residente. E quindi anche all'epoca probabilmente quei signori, quei ragazzi, quei giovani erano residenti da qualche parte, non credo fossero abusivi perché se lavoravano alla Castel Garden dovevano avere le carte a posto. Ma lì era tutta una situazione molto fluida, nel senso che c'era bisogno di gente che lavorasse come operai, non si trovavano, questi arrivavano, ma capitava anche qui a Treviso, io stesso sono andato in alcuni luoghi fatiscenti, tanto è vero che, perché volevo inserire anche questo servizio, andiamo via veloci, ci sono tanti luoghi che sono stati produttivi, poi sono andati dismessi e già nel 91 si faceva un ragionamento per trovare, diciamo così, una soluzione per le infrastrutture, cosa molto importante a Castelfranco perché voi avete avuto tanto materiale industriale poi ricondotto o recuperato. Vediamo quest'altro servizio. Tra tutela del territorio prevista negli interventi urbanistici e dalle istituzioni e bisogno di allargamento nelle attività produttive del settore privato è necessario trovare un coordinamento. Ispirandosi a questo enunciato, l'Associazione degli Industriali di Treviso ha attivato un nuovo servizio fornito da quello che si chiamerà Ufficio Territorio. Il suo ruolo sarà quello di fare da interlocutore, riconosciuto dagli imprenditori, nei confronti delle amministrazioni locali. In poche parole, nel momento in cui una o più aziende dovessero riconoscere in una particolare zona geografica il sito ideale per l'insediamento delle proprie attività produttive, l'ufficio territorio verrebbe chiamato a fare da intermediario tra esse ed i comuni.
C'è da dire che la creazione di questo servizio è in sintesi la conclusione di un lungo studio corredato da censimento sulle aree industriali esistenti in provincia e su quelle che potrebbero diventarlo. Scopo principale, evidentemente, quello di sveltire le risposte alle necessità dell'imprenditoria nel rispetto delle esigenze urbanistiche delle diverse aree. Per le aziende sarà inoltre disponibile una banca dati in grado di dare risposte specifiche alle richieste di insediamenti ed ampliamenti con possibili ricerche su tutta la provincia per individuare l'area più consona alle esigenze espresse da ciascuna azienda. Allora, da sindaco al Presidente della provincia, quale risposta a questa esigenza, anzi a questa idea nel 91 che mi pare non abbia avuto molto sviluppo? No, ha avuto seguito dopo, perché è nato il piano territoriale di coordinamento provinciale negli anni in cui appunto la provincia ancora dava risposte e metteva insieme i comuni, le associazioni e ha fatto un programma urbanistico per lo sviluppo delle aziende in provincia di Treviso. Oggi siamo di fronte a situazioni dove le associazioni di categoria stesse assieme alla provincia hanno della progettualità per la riqualificazione di alcune aree dismesse. Capannoni Spin-off mi sembra si chiama un progetto che portiamo avanti con l'associazione degli industriali che sostanzialmente incrocia la domanda degli industriali con l'offerta che c'è sul territorio rispetto ad alcune realtà ancora vigenti di edilizia industriale, no? Alcune dismesse che possono essere riqualificate. Ma allora, vista l'evoluzione, visto quello che faceva la provincia, che abbiamo visto, le mediazioni eccetera eccetera, ha senso allora tornare alla provincia oppure ha senso pensare a qualcos'altro che non sia la provincia tra regione e comuni? No, ha senso e ha senso tornare a far sì che uno faccia uno. Il sindaco faccia il sindaco, il presidente di provincia faccia il presidente di provincia. E vivendo questo doppio ruolo, magari qualcuno si interroga, ma perché lo fai? Beh, lo faccio perché la norma oggi prevede questo e tutto sommato piuttosto, io la prima volta ero in contrapposizione con il sindaco di Treviso che era del Partito Democratico, allora noi abbiamo detto no, piuttosto è meglio che proviamo a farlo con uno della Lega e io ho dato la mia disponibilità e sono grato per aver colto questa opportunità. Però è sbagliatissimo, uno deve fare uno, perché ti trovi nella situazione, Lucio, dove in comune ti dicono che non sei mai, in provincia non ci sei mai, a casa non ci sei mai, al lavoro non ci sei mai e non hai un minuto libero, credimi. Va bene, allora la liberiamo subito così almeno a casa la ritrovano. Ringraziamo il Presidente della provincia di Treviso, Stefano Marconna. Adesso noi ci fermiamo un po' di pubblicità. Seconda parte, parleremo di una grande industria e parleremo vista dal punto di vista di un operaio. Dopo la pubblicità. Che una strategia di aggregazione tra aziende di dimensioni simili sia una tra le migliori in vista della scadenza del 92 è fatto scontato ed ormai ampiamente utilizzato come orientamento generale nel mondo imprenditoriale. Che sia utile anche individuare formule di collaborazione anche tra aziende molto grosse e piccole industrie o addirittura artigianato è invece una intuizione che ha preso corpo stamane per iniziativa dell'Associazione Industriali e Artigiani della provincia di Treviso mediante una convenzione siglata con la Zanussi Elettrodomestici. In sostanza, da oggi le ditte trevigiane potranno utilizzare la tecnologia dei laboratori centrali di ricerca per materiali plastici e metallici della Zanussi a Porcia di Pordenone, mentre il colosso friulano in questo modo potrà trovare le occasioni per scambiare idee preziose con il mondo esterno, che di elettrodomestici soltanto non è fatto. Oggi che siamo nel mondo delle rapide comunicazioni, lei capisce che instaurare una rete di rapidissime comunicazioni in termini di ricerca tecnologica è quanto di più interessante, di più attuale che possiamo recuperare da questo accordo. È immediato chiedersi quali potrebbero essere i costi per le piccole industrie, piccole e medie industrie per poter usufruire di questi laboratori. Ma l'accordo prevede che i costi siano abbastanza contenuti. Certo che il costo stesso automaticamente diventa contenuto quando chi offre questo servizio è un organismo preparato, efficiente, dotato ed esperto nel dare questo servizio.
E questo è il nostro gancio per parlare della grande fabbrica, ovvero della Zanussi, ora Electrolux, prima ancora Zoppas. E ne parliamo con Augustin Bruno Breda, che è operaio proprio ancora oggi all'Electrolux a Susegana. E allora, prima di cominciare a commentare, chiedo già subito al nostro Alessandro Ganzieri in regia e a Francesca Pezzo, che cura, diciamo così, il play-out, di cominciare a vedere delle immagini dell'82 del suo sito produttivo, così si emoziona un po' guardando queste immagini. La scritta è Zoppas, il resto, Augustin, ci racconti lei. Ancora oggi gli operai più vecchi e quelli che sono usciti da qualche anno si lavorava alla Zoppas. Alla Zoppas è il termine, non alla Zoppas come invece sarebbe più corretto dire. Ed è per la storia del territorio e anche del Veneto una delle industrie che ha segnato i cambiamenti sociali del nostro territorio e li ha segnati in molteplici circostanze, li ha segnati sia come evoluzione industriale proprio all'inizio del dopoguerra, quando si costruisce via via questo polo industriale nel Coneglianese. Lo è stato per il movimento sindacale che negli anni, soprattutto negli anni 60, alla Zoppas ci fu un momento di lotta enorme, 35 giorni ininterrotti per conquistare il tavolo di trattative e modifiche importanti al tempo sulle condizioni di lavoro. Lo è stato poi nel passaggio della fusione tra Zoppas e Zanussi, con Zanussi che diventa il punto di riferimento, e della continuità produttiva che si allarga quindi dalla Zoppas, che era un gruppo pur importante e conosciuto in tutto il paese, alla Zanussi, che aveva una dimensione ancora della famiglia Zanussi, sono tutte famiglie in questo caso imprenditoriali friulana, e che a sua volta pochi anni dopo cede all'Electrolux, all'attuale multinazionale svedese, che controlla ormai da fine anni 80 il controllo, ne è proprietaria in verità di ciò che era la Zoppas e poi la Zanussi. E oggi le voci di possibili ulteriori cambiamenti, per ora smentite, che potrebbero vedere un colosso non più neanche europeo ma asiatico interessato. Ecco, per dire come dentro in questo lungo percorso di cambiamenti e di evoluzioni si noti anche come cambia il mondo, perché appunto via via si passa dalla famiglia vicina al luogo dove si produce, si arriva a una famiglia più di una regione diversa ma con una dimensione già maggiore, poi una dimensione europea, e oggi che è una dimensione europea di proprietà ma mondiale di presenza su tutto il pianeta. Le fabbriche di Electrolux ce ne sono in tutti i continenti più o meno, e poi oggi la possibilità che la proprietà, come è avvenuta per la Whirlpool, che era americana, che ha comprato la Indesit e che oggi è passata in mano turche. Cioè cambiamenti che fino a 50 anni fa non erano neanche immaginabili in queste dimensioni. Guardando queste immagini salta subito all'occhio una fortissima presenza, cioè ci sono tantissime automobili, quindi vuol dire tantissimi operai. Io immagino di un parcheggio così pieno lì davanti all'Electrolux, credo siano decenni che non li vedo più. Che cosa è cambiato? Diciamo che i parcheggi sono ancora abbastanza pieni, soprattutto perché c'è molta più gente che viene in macchina, quindi pur essendo diminuiti pieni, adesso magari dopo li rivediamo, ma è cambiato che la dimensione lavorativa dell'impresa è stata diciamo così riequilibrata, perché le produzioni che si facevano allora alla Zoppas e poi subito dopo Zanussi a Susegana, in quel stabilimento, perché all'inizio lo stabilimento era in centro città, non era lì, e in centro città c'è stato fino a fine anni 80, primi anni 90, con solo il professional, mentre fine anni 70, inizio anni 80 è stato portato dello stabilimento di Susegana
c'erano le lavatrici, c'erano i frigoriferi, quindi si producevano una quantità di elettrodomestici diversa da oggi, dove facciamo solo i frigoriferi ad incasso. Quindi più o meno operai? Molti più operai, perché si è arrivati a 4.000 dipendenti più o meno, di cui almeno 3.000 stavano lì, e oggi a Susegana siamo 1.500, quindi la metà. Abbiamo avuto periodi un po' più alti negli anni, a fine anni 2000, diciamo, dove eravamo più di 2.000, siamo scesi fino a 1 migliaio, adesso siamo a 1.500, le cambiamenti in funzione del mercato, in funzione di tanti aspetti che via via si sono modificati, ma oggi è ancora un'industria di una dimensione, di un certo peso, diciamo, sia per la provincia che per la regione. Ecco, perché uno decide di fare l'operaio? Intanto per prendere uno stipendio, no? È la cosa principale, i lavoratori lavorano per prendere uno stipendio. C'ha anche la grande impresa, ha anche il fascino da un lato e la sicurezza che una grande impresa dà ai lavoratori, diversamente dalla miriade di imprese minori. Si lavora più o meno come nelle medie imprese, con appunto l'idea di stare dentro in un collettivo molto ampio, con garanzie maggiori e una presenza anche delle rappresentanze sindacali che non guasta, diciamo così, quando si rappresentano bene i lavoratori. E io faccio, oltre che l'operaio, di linea, di montaggio a turni, anche il rappresentante dei lavoratori in quel contesto. In effetti noi l'abbiamo convocato anche per questo. Perché? Perché volevamo fare un'analisi tra, diciamo così, la grande fabbrica di questa parte del Veneto, quindi del Coneglianese, dove imperava sostanzialmente, si diceva l'industria del bianco, no? Giusto, quei tempi, cioè gli elettrodomestici. E invece le grandi fabbriche che sono quelle di Porto Marghera, che danno un altro tipo di produzione. Allora, proprio per questo, con la nostra regia di Alessandro Granzera, andiamo al contributo numero 17. Qui andiamo a Venezia, andiamo a sentire di uno sciopero, è il 13 maggio del 1987. Palazzo Balbi, terra di conquista. I lavoratori della Sava di Fusina e di Marghera, delle leghe leggere e dell'Aluminia di Fusina, questa mattina si sono recati, come fanno sempre più spesso, in giunta. Il loro arrivo era già stato annunciato. Per oggi 4 ore di sciopero che aveva proclamato la FLM l'indomani del ricorso della cassa integrazione per 450 operai. Quindi il terreno era già stato dissodato quando il vicepresidente della giunta, Umberto Carraro, ha ricevuto i lavoratori e i dirigenti del sindacato. Di comune accordo, FLM e il vicepresidente hanno scritto un documento in cui si afferma la necessità di salvaguardare l'occupazione e di rilanciare, come previsto dagli accordi, il comparto dell'alluminio. Il documento verrà presentato venerdì prossimo nella riunione in cui parteciperanno il Comune e la provincia di Venezia. Dopodomani altro sciopero di 4 ore. Marghera e soprattutto le grandi imprese di Marghera piegano molto e abbastanza velocemente verso un'idea socialista e anche comunista a quel tempo della rappresentanza dei lavoratori. Ecco, e quella forza lì è molto Alessandro, alta. se ci puoi far rivedere solo le immagini del servizio, così commentiamo anche come erano questi operai negli anni 80, proprio per dare la dimensione della rappresentanza sindacale e anche della forza della protesta. Rivediamo solo le immagini di questa. E quindi dicevamo sì, una forza operaia, diciamo, più organizzata, sicuramente più organizzata, più matura e soprattutto attraversata da quei movimenti anche più estremisti del sindacato che lì, pur nella fagocitati dall'FLM, che era la Federazione dei Lavoratori Metalmeccanici unita al tempo, e da Finfion Wilm che erano all'interno, la CGL e Cisle Wilm, ma era quella zona di Marghera. Le famose tute blu, eccole qua. Sì, le tute blu che appunto avevano un peso politico, avevano una forza di reazione. Qui siamo già verso gli anni 90, 87, dove sta già cambiando, anzi è già cambiato quel periodo, perché la massima forza è stata espressa negli anni 70 e all'inizio degli anni 70. Poi le crisi, i mutamenti, le riorganizzazioni hanno modificato quel mondo.
La Zoppas e poi la Zanussi erano invece in un contesto totalmente diverso, nel senso che qui l'area era un'area fortemente connotata dai caratteri cattolici, che hanno avuto una grande importanza, e in questo la presenza della CISL è sempre stata una presenza organizzativamente, se vogliamo, più vicina all'interpretazione che dava di ciò che accadeva nel territorio e di ciò che erano gli operai in quel tempo, pur con una forte CGIL, una forte FIOM in quegli anni. E la CISL in questo territorio, insieme alle ACLI, in verità, formarono dei momenti di studio e di sviluppo della richiesta di cambiamento che arrivava dagli operai, e proprio perché si evitasse che finissero sotto il controllo e l'adesione al comunismo e al sindacato CGIL, che al tempo era attraversato dai due grandi partiti, che è il Partito Comunista e dai socialisti, in accordo con la Chiesa e in accordo con un pezzo della DC, diventarono loro anche un momento, un sindacato fortemente rivendicativo sul territorio, che furono parte diciamo molto attiva nelle rivendicazioni e nelle lotte che in quel grande agglomerato lavorativo produssero dei risultati e dei cambiamenti sociali che sono ancora studiati e sono stati delle avanguardie a livello nazionale, e questo dentro la CISL era una novità. Possiamo dire insomma che da lì nasce forse anche il pensiero della Margherita, che poi diventa una delle due anime del Partito Democratico? Beh, ma c'è sempre stata nella DC la capacità di tenere insieme le diverse anime, soprattutto dopo dopo le lotte degli anni 60, perché prima, diciamo così, il territorio era respingente verso qualsiasi movimento dei lavoratori. Lì la novità vera è che pur nella divisione, diciamo così, di politica della rappresentanza operaia, l'unità dentro nei luoghi di lavoro, con tutte le litigate che al tempo facevano tra la FIM e la FIOM e le anime che erano all'interno di queste organizzazioni, in verità poi gli obiettivi per le conquiste erano comuni. Anche i volantini, che partivano da posizioni di critica diversa verso l'impresa, verso il governo, eccetera, ma l'obiettivo finale, se si legge oggi quel tipo di volantini, alla fine l'obiettivo era abbastanza comune. Il linguaggio era diverso, uno più di opposizione, l'altro più di ricerca della comunità complessiva nell'attenzione dei lavoratori, però l'obiettivo era comune, di conquistare condizioni diverse e migliori lavoro. Questo è valso anche quando la Zanussi, pur dentro la crisi della Zoppas e la crisi successiva della Zanussi, ha portato poi all'arrivo dell'Electrus. Comunque quell'aspetto di ricerca continua, di interpretare i cambiamenti che i lavoratori portavano con sé, perché cambiavano generazioni e mentalità, sempre meno legate all'influenza che poteva avere da un lato la Chiesa, dall'altro i due partiti, e quindi più liberati da questi condizionamenti che erano un tempo molto forti, ma lo stesso c'è stato in quella realtà, come lo è in parte ancora oggi, una forte capacità di provare a interpretare sia il bisogno di cambiamento dell'impresa, sia il bisogno di cambiamento che portavano i lavoratori e le innovazioni che via via venivano introdotte. Alla fine del periodo della Zanussi all'Electrus fu costruita una nuova, diciamo così, una nuova fabbrica, ed erano gli inizi degli anni 90, che era una fabbrica altamente automatizzata, con i robot, con le isole produttive che seguivano anche gli esperimenti che si facevano in quegli anni sul piano sociale, del lavoro sociale all'interno dei luoghi di lavoro, e appunto questi cambiamenti venivano sempre sono stati accompagnati da importanti accordi sindacali che provavano a mantenere dentro il cambiamento la loro capacità di condizionamento della vita dei lavoratori, condizionamento dell'impresa a favore dei lavoratori.
Più facile fare sindacato all'interno di una grande azienda come appunto la Zoppasso, oppure si riusciva a fare sindacato anche sulle tante piccole aziende che sono poi stata la spina dorsale di questo nostro territorio per l'economia? Beh, il territorio è sempre stato, il nostro territorio sulle imprese, il coneglianese, più che in altre aree della provincia di Treviso o altre aree venete, è sempre stato abbastanza vivace. Vale anche per alcune fabbriche di Castelfranco, di Treviso. Ovviamente il sindacato era presente in molte aziende ed è riuscito, anzi, proprio per effetto tante volte delle ristrutturazioni come fecero Zoppas e Zanussi, che uscivano da questa grande azienda, si trasferivano nelle aziende medio-piccole, a portare dentro in queste aziende le mentalità della grande impresa e quindi della necessità della presenza del sindacato. E nel territorio ricordiamo che c'erano anche altre aziende importanti, la Monti, l'Alpina che faceva le motoseghe, quante altre imprese del territorio, la Irca, la Silca e altre imprese che poi hanno cambiato nel tempo nome, la Fiat Iveco di Vittorio Veneto, dove il sindacato è sempre stato ben strutturato e con iniziative, manifestazioni che si facevano con una certa frequenza negli anni 90, anche come momento di rivendicazione, o fosse per il contratto nazionale o per altri eventi territoriali, ma questo avveniva come in quegli anni più di oggi, e qua dico purtroppo, quando c'erano delle crisi o dei problemi in alcune imprese, i delegati e non raramente i lavoratori di un'impresa scioperavano per andare a portare aiuto nei picchetti, si chiamavano così, di altre imprese. Questo era un fenomeno sindacale, diciamo, anche curioso e efficace dal punto di vista degli obiettivi. Solidarietà, si direbbe. Sì, allora, proprio perché parliamo di crisi, a questo punto andiamo a vederci l'inserto 19, Alessandro, che parla della crisi della Franchin. Siamo nell'86 e la Franchin era un'azienda che faceva sempre comunque industria metalmeccanica. Vediamo insieme. Non è ancora stata avviata la procedura di licenziamento per i 210 operai della Franchin. Questa è la notizia positiva, volendo essere ottimisti a tutti i costi, nell'avvertenza che sta arrivando alle battute finali. Questa mattina si è svolto un incontro all'ufficio del lavoro di Treviso tra proprietà e sindacato. Sull'esito dell'incontro hanno riferito i rappresentanti sindacali questo pomeriggio in un'assemblea che si è svolta nell'azienda. È stato concordato con il liquidatore nominato dal Tribunale di proseguire per tutto questo mese le lavorazioni di magazzino al fine di realizzare il più possibile per far fronte almeno in parte ai debiti ingenti dell'azienda. La più esposta sarebbe la Cassa di risparmio, che avrebbe concesso con generosità miliardi di prestito. Si sa che l'azienda ha richiesto il concordato preventivo, mentre ai lavoratori è stato garantito un mese di ferie normali dal 2 al 29 agosto. Al rientro proseguirà la lavorazione di quello che è rimasto in magazzino, in attesa che si facciano avanti acquirenti interessati a rilevare l'azienda stessa. Un incontro presso l'ufficio provinciale del lavoro per studiare la possibilità di trovare di fatto un nuovo padrone è stato fissato per il 30 luglio. Abbiamo visto FLM, quindi sempre anche in questo caso i sindacati uniti. Sì, è stato un grande momento della storia sindacale del nostro paese, i metalmeccanici riuniti in un'unica sigla. A quel tempo una parte, non dico prevalente, ma sicuramente significativa, non prendeva la tessera nessuno dei tre sindacati, ma si iscriveva esclusivamente all'FLM. Quindi, e poi quei soldi che venivano raccolti venivano ripartiti con delle regole interne. Ma era importante la possibilità, per quei lavoratori veniva ritenuta molto importante la possibilità di iscriversi non a una singola sigla, ma all'organizzazione unificata. In quel tempo era possibile. Adesso noi ci fermiamo per un po' di pubblicità. Ho tenuto da parte il tema della sicurezza sul lavoro perché lo affronteremo proprio tra qualche minuto.
È iniziata nel pomeriggio di oggi all'ospedale di Conegliano l'autopsia sui corpi dei 2 uomini morti ieri sera all'interno di un capannone delle ex fornaci Tommasi a Conegliano, mentre con una ruspa lavoravano probabilmente all'interramento di alcuni bidoni contenenti scorie tossiche della lavorazione di una ditta di Albina di Gaiarine, la Nikos dei fratelli Moras. I 2 sventurati, Giuseppe Castelletto di 54 anni e Pier Bruno Scolaro, 49 anni, ambedue residenti a Gaiarine, sono stati trovati riversi sopra alcuni bidoni sventrati, forse dalla benna o dai cingoli del Caterpillar col quale lavoravano. L'esame autoptico tende ad accertare l'ora, le cause della morte e di conseguenza la tipologia esatta della sostanza che con tutta probabilità Castelletto e Scolaro hanno respirato prima di morire. Le analisi definitive verranno effettuate dal presidio multizonale di Treviso, ma i tecnici stamattina parlavano, pur se in via ufficiosa, di solventi clorurati e di stirolo, una sostanza fluidificante delle resine, composti considerati rifiuti speciali che per nessun motivo avrebbero dovuto essere scaricati lì. La loro corretta destinazione, si diceva sempre stamane, avrebbe dovuto essere un impianto specifico vicino a Brescia ed il loro smaltimento è assai costoso. Meglio quindi, si fa per dire, una buca in un capannone lontano da occhi indiscreti, altro aspetto che comunque verrà vagliato a fondo dall'inchiesta della magistratura. Qui i rilevamenti dei sanitari hanno interessato anche l'aria, ma soprattutto il terreno. Pochi metri sottoterra si troverebbe infatti una falda acquifera ed il contenuto rilevato in alcuni bidoni è solido, in altri liquido. Necessario quindi accertare al più presto se le sostanze fuoriuscite abbiano o meno inquinato il terreno e la falda sottostante. Un fatto di cronaca che fece proprio la svolta nel mondo del lavoro, vuoi per l'ambiente, vuoi per la sicurezza sul lavoro. Perché qui morirono 2 persone in un momento in cui si faceva un'illegalità che peraltro è anche diffusa, perché già adesso, quando hanno cominciato a scavare sulla pedemontana, sono emerse discariche non censite, illegali, ogni 2-3 benne dell'escavatore. Partendo da questo servizio, quando è entrato lei, come stavate a sicurezza all'interno della grande fabbrica? Io mi ricordo bene una scena che non ho mai dimenticato, ero molto giovane allora, un poco più di 20 anni, che c'era questa nuova fabbrica, queste isole, dove c'erano gli operai che lavoravano e nello stesso capannone, una quindicina di metri più avanti, c'erano dei scavatori che stavano rompendo e movimentando la terra del capannone per, diciamo così, proseguire la costruzione e ciò che serviva a completare quella nuova fabbrica. Allora il sindacato anche si vantò di questa capacità di cambiare il motore dell'aereo mentre l'aereo era in volo. Così fu venduta, però in verità fu un'azione che sul piano della sicurezza sarebbe oggi impensabile, perché avere gli scavatori che muovono terra, muovono sassi e rompono il cemento mentre tu a 20 metri di lavoro, può succedere qualsiasi cosa, oltre al rumore, oltre a tutto il resto, perché era dentro un capannone con appunto i giovani lavoratori da un lato e i grandi macchinari che stavano modificando lo stesso capannone. È una cosa che oggi non solo è vietata, forse era vietata anche allora, sicuramente impensabile. Ecco, questo fu il primo approccio con la grande fabbrica dal punto di vista del primo elemento di non sicurezza. Allora mi ricordo anche che quando si entrava nelle fabbriche non c'erano le scarpe antinfortunistiche, i guanti, si lavorava, si entrava, vestiti ti davano la tuta, entravi e andavi a lavorare. Da allora è cambiato tutto. È cambiato tutto in meglio? Sì, c'è molta più attenzione sulla sicurezza, molta più, diciamo, questi fatti sembrano oggi da raccontarli quasi impossibile, c'è anche una maggior consapevolezza che nel tempo si è costruita tra le rappresentanze dei lavoratori, ma anche tra i lavoratori. Di certo i problemi non mancano. Noi recentemente abbiamo avuto un impianto di isocianato che ha avuto una perdita importante, migliaia di litri di isocianato sono usciti
Per chi non lo sa, che cos'è l'isocianato? L'isocianato è un componente chimico che serve a fare le schiume che poi dentro nei frigoriferi permettono al frigorifero di essere di risparmio energetico, quindi fa da isolante nel frigorifero. È un componente particolarmente tossico, quello che ha prodotto la vicenda di Bhopal, cito solo che è una roba molto tossica, pericolosa, soprattutto se in un ambiente caldo. È successo in pieno inverno, quindi questo ha limitato, ma l'intervento, diciamo, che è avvenuto a chiudere la falla lascia molto a desiderare, ecco, per usare un eufemismo, visto che ci sono in corso ancora le verifiche da parte dello SPISA, ma per le conoscenze che ho acquisito posso dire che lì siamo tornati all'87. Ma possiamo dire allora che grande fabbrica o piccola fabbrica nella sicurezza siamo abbastanza vicini? Invece magari uno pensa che da piccola fabbrica si guardi un po' meno la sicurezza. Dipende da fabbrica a fabbrica. Ci sono fabbriche grandi che si comportano come fossero degli artigiani senza nessuna attenzione, prevale il profitto e quindi devo fare i tocchi e tolgo le sicurezze. Ne conosco qualcuno anch'io che ho segnalato opportunamente a chi dovrebbe controllare questi aspetti, e parlo di imprese, non faccio il nome ma perché è giusto così in questo momento, e ci sono aziende di dimensioni modeste che invece hanno un'attenzione elevata. Dipende molto sia dalla sensibilità di chi dirige di queste imprese, dipende dal sindacato che hai all'interno, quanta attenzione ci mette su questi temi, dipende dalla formazione che ricevono i lavoratori, perché molto spesso, per non avere la rottura di scatole della pressione, fai presto, fai bene, fai veloce, eccetera, si saltano alcune attenzioni necessarie nel lavoro. Nel lavoro bisognerebbe sempre partire da un'impostazione molto semplice: sei lì per lavorare e non per morire per lavorare, e il rischio dentro un'impresa c'è sempre, per quanto l'impresa possa essere attenta ai temi della sicurezza. Ci vuole molta attenzione, lavorare lentamente. Se qualcuno ti fa pressione su questi temi è bene denunciare. Uno dei problemi che abbiamo in questa provincia tutt'oggi è che molti infortuni che avvengono nei luoghi di lavoro non vengono denunciati, vengono trasferiti come malattie. C'è una pressione in questo senso del gruppo dirigente delle imprese che tende a invitare i lavoratori a non denunciare l'infortunio, perché sono costi, ma perché se fai un infortunio vengono i controlli, e se vengono i controlli il problema emerge quando c'è. Ecco, questo avviene nelle piccole come nelle grandi fabbriche, quindi c'è molto, dal mio punto di vista, da lavorare su questo tema, ma è cambiato molto. Adesso invece noi vediamo un servizio su un incontro fatto proprio con i delegati sindacali alla FIOM. Siamo al 22 maggio dell'87 per parlare di queste figure. La riforma della legge sul mercato del lavoro e di contratti di formazione sono stati gli argomenti al centro del direttivo della FIOM CGIL di Treviso, che si è svolto questa mattina. Ad aprire i lavori c'era il segretario della FIOM di Treviso, Giuliano Chies. Tra gli intervenuti Pierluigi Cacco della segreteria della CGIL di Treviso e Marcello Albanello di quella regionale. In merito ai contratti di formazione, il sindacato ha sottolineato la necessità di un maggior controllo a livello territoriale affinché il contratto venga rispettato. Spesso infatti i giovani vengono assunti nelle fabbriche con contratti a tempo parziale e quindi risulta difficile per i sindacati instaurare con loro un rapporto. La CGIL propone che questi contratti vengano trattati zona per zona e sottoposti dall'imprenditore al sindacato territoriale. Altra richiesta è il potenziamento del personale all'ispettorato del lavoro e agli organi preposti al controllo nelle fabbriche, soprattutto nelle piccole aziende, quelle artigianali, presenti in gran numero nella nostra provincia. Rivedendo queste immagini, risentendo questo pezzo? Se vogliamo il tema della mancanza di controlli e di un ispettorato del lavoro, uno SPISAL della ASL che ha il compito di andare a controllare la sicurezza nei luoghi di lavoro, oggi è uno dei temi più gravi e drammatici che abbiamo nella nostra realtà in Veneto, ma nella provincia di Treviso. Troppo pochi, con preparazioni non specifiche sempre adeguate, perché servirebbero dentro negli SPISA che ci fossero architetti, che ci fossero chimici, che ci fossero, cioè esperti con una preparazione specifica per ogni tipologia
di attività, perché sennò quando entri in un'impresa, per quanto bravo tu possa essere, ma se non hai la preparazione specifica difficilmente capisci e correttamente applichi persino i verbali che questi bravissimi e impegnatissimi ispettori che noi abbiamo fanno, e quindi servirebbe più specializzazione, più personale, ed è uno dei problemi per i quali poi diciamo così, nelle imprese sono abbastanza tranquilli di dove non la applicano, di non applicare la sicurezza, perché non arrivano, non ci vanno, e le persone difficilmente, i lavoratori segnalano e denunciano per una paura atavica dell'applicazione dei propri diritti, che deriva probabilmente dall'800 in poi, che quest'area poco è cambiata. Ecco, appunto, volevo tirare un po' le somme perché quel tempo scivola via. Guardando le immagini del passato, guardando la fabbrica, guardando la sicurezza sul lavoro, l'abbiamo nel titolo, guardando anche l'ambiente, abbiamo visto Fossamerlo. È cambiato qualcosa? Abbiamo migliorato? Stiamo migliorando guardando il futuro, oppure siamo sempre lì cambiando di pochissimo cose nuove? No, ovviamente le cose sono cambiate e il futuro, anche grazie alle nuove tecnologie, permette, se ben utilizzate, di migliorare ulteriormente ciò che finora è stato fatto. Sull'ambiente spero che sia finita l'epoca in cui si usavano i nuovi capannoni per sotterrare sotto i nuovi capannoni i bidoni, come abbiamo visto, perché questo è quello che è avvenuto in tutta questa provincia, con danni che dureranno per centinaia di anni sulle falde e quant'altro. Oggi abbiamo invece la necessità di trasformare i tanti capannoni che ci sono e funzionano, i tanti parcheggi, le tante aree diciamo inutilizzate dal punto di vista dell'impronta ambientale, per far sì che si produca energia pulita, i pannelli solari, perché bisogna provare a continuare a modificare il modo di produrre e produrre bene, possibilmente sempre in maniera ambientalmente sempre più compatibile. Dovremmo provare a ragionare, e non lo si fa mai abbastanza, neanche come sindacato, di arrivare a imporre alle imprese di essere autosufficienti nella produzione di energia. Oggi le tecnologie che si modificano costantemente lo possono permettere. E l'altra cosa che abbiamo bisogno è studiare un po' di più e capire un po' meglio come le nuove tecnologie, la gestione dei dati che dentro nelle imprese ormai è su qualsiasi cosa che si muove, viene utilizzata, e quanto questa incide sul controllo dei lavoratori, perché noi abbiamo tutta una legislazione fatta benissimo, applicata poco, ma fatta benissimo, sui controlli a distanza, e oggi questi controlli a distanza non sono più fatti dalle guardie giurate che una volta giravano, o da altri soggetti che ancora ci sono ma non fanno più questo tipo di lavoro, ma abbiamo la tecnologia che con i software e i sistemi di raccolta dati può controllare e intervenire nella vita dei lavoratori molto più di quanto si pensi. E questo è un tema delicato, nuovo, ma ormai avanzato nella società, e non solo nel lavoro, nella società nel suo insieme. Quindi sì, è cambiato, la società cambia, e deve cambiare anche il modo di guardare come si lavora, come si controlla il lavoro, come lo si tutela e anche come lo si fa. Appunto, e anche cosa si fa, perché l'altra domanda era, non c'è paura, come direbbe qualcuno, del pericolo giallo, cioè che i cinesi ci portino via definitivamente tutta la fetta del lavoro metalmeccanico? Io lo dico perché noi adesso andiamo a vedere un servizio, il contributo del C24, ci spostiamo a Castelfranco, dove c'era una storica fabbrica che faceva pezzi per la guerra, quindi, e lì comincia la crisi quando cambiano gli equilibri e quindi si comincia a produrre meno. Lo vediamo insieme e poi lo commentiamo. Ancora nubi all'orizzonte per la Simmel, l'azienda castellana che produce materiale bellico in genere. I lavoratori sono decisi a scendere sul piede di guerra ed hanno dichiarato una giornata di sciopero venerdì, mentre per domani è prevista una riunione del Consiglio di fabbrica e lo sciopero per un'ora. L'antefatto risale al 23 aprile. Nell'incontro fra direzione e sindacato vennero comunicati altri 210 lavoratori messi in cassa integrazione, oltre ai 220 già inseriti nel settembre dello scorso anno. In quella riunione però l'azienda aveva espresso apertura in merito alle proposte avanzate dal sindacato, che riguardavano l'accordo part-time, la rotazione, i corsi di riqualificazione del personale e i nuovi regimi di orario per recuperare spazi occupazionali. Inoltre l'azienda aveva anche garantito un anticipo sulla cassa integrazione.
L'intesa avrebbe dovuto essere definitivamente sancita il 7 maggio, ma contrattempi sorti all'ultimo minuto hanno fatto slittare la riunione al 19 maggio. Intanto, il 15 maggio, i lavoratori in cassa integrazione attendono l'anticipo. L'azienda è favorevole, ma vorrebbe però definire l'accordo con il sindacato il 19. Insomma, siamo di fronte ad un braccio di ferro che ha portato ad una prima frattura. Domani riunione e un'ora di sciopero. Venerdì tutti compatti, l'appello è rivolto ovviamente anche ai cassaintegrati, e sciopero articolato per l'intera giornata, con orari che saranno stabiliti nella riunione di domani. La domanda se l'innovazione tecnologica da un lato e la ricerca del minor prezzo di produzione dall'altro fanno sì che si trasferiscano in altre parti del mondo il lavoro, l'abbiamo visto col tessile, è avvenuto, cioè c'era una forte industria tessile nel nostro paese, industria tessile che si è spostata quasi tutta verso l'Asia. Può avvenire la stessa cosa per le produzioni dei metalmeccanici, del bianco? Sì, può avvenire, in parte è già avvenuto. Noi compriamo i compressori dalla Cina, mentre prima li producevamo a MEL, alla CC, quindi è evidente che la componentistica ha già avuto questa storia. Bisogna vedere come si evolve la storia del pianeta, nel senso che gli eventi più recenti, dove da un lato i conflitti, le tensioni e la pandemia hanno sconsigliato di aver tutto concentrato in pochi paesi dell'Asia, dalla Cina al Vietnam, a quei paesi lì, perché poi basta un evento in quell'area lì per bloccare l'intero pianeta, quantomeno il nostro occidente, l'Europa e altre parti, perché non arriva più la componentistica, oppure il fatto che diventa un'arma di alcuni paesi il non darti determinate componenti, dai microchips a altro. Questo aspetto lo si sta ripensando, perché hanno pensato di reinvestire in Europa su tutta una serie di attività che da tempo erano state trasferite, quelle appunto necessarie per far funzionare i sistemi, i microchip sono uno di quelli, e quindi il mondo non ha una sola direzione. La direzione è stata per lunghi anni, dentro la globalizzazione come l'abbiamo conosciuta, abbastanza libera, pur essendoci stati sempre dei dazi che tentavano di controllare, però oggi le tensioni militari e non solo geopolitiche che ci sono stanno segnalando dei cambiamenti. Vi faccio vedere l'ultimo servizio di questa puntata che parla della Fervet, fabbrica vicino alla Simmel, che metteva a posto le carrozze e che grazie alla qualità riesce insomma a tirare più avanti. Qui siamo nel 91, andrà avanti per molti altri anni con commesse di qualità. Vediamo l'inserto, è l'ultimo, Francesca, cioè il 25, e poi commentiamo velocemente quest'ultimo servizio. Lo stabilimento della Fervet di Castelfranco, fabbrica dove si riparano vagoni e locomotori, esistente dal 1908, sta recuperando l'ossigeno perduto all'inizio dello scorso anno con la crisi delle ferrovie italiane. Un anno nero che ha determinato la riduzione ai 150 operai attuali degli oltre 300 impiegati quando lo stabilimento era a pieno regime. E la spinta nuova viene dall'estero, una commessa di un valore che si avvicina ai 70 miliardi di lire. Si tratta della rimessa a nuovo di ben 210 carrozze di seconda classe delle ferrovie tedesche, cui si è giunti dopo alcune difficoltà. Siamo la prima ditta italiana che riesce ad ottenere una commessa di questo genere nel campo delle carrozze. Possiamo dire che da un anno critico la Fervet si appresta ad una fase di rilancio? Sì, una fase di rilancio, soprattutto per quanto riguarda il livello europeo che abbiamo raggiunto. Insomma, la qualità ci salverà? È la strada che sta praticando, che prova a praticare Electrolux con gli investimenti sulla nuova fabbrica che ha fatto e con dei frigoriferi molto più avanzati sul piano del risparmio energetico, e anche esteticamente è stato un profondo cambiamento. L'hanno chiamato Genesi questa ristrutturazione, questa innovazione, e sono le certificazioni che vengono chieste dalle normative europee a spingere tutta l'Europa in questa direzione. O ti adegui a un livello qualitativo di garanzie più alte o sei fuori mercato.
ed è l'unico modo per ora che sia per far sì che anche le merci che vengono da paesi dove queste certificazioni, questi livelli di certificazioni non sono chiesti, porre dei limiti alla loro entrata. Funziona, diciamo che in parte, perché poi abbiamo invece, come abbiamo visto, delle grandi multinazionali, da Samsung alla Beko turca, un altro Arçelik, se non sbaglio il nome corretto, ma insomma, che invece si stanno adeguando agli standard, e quindi la corsa continua tra l'alta qualità e la ricerca di mantenere sul territorio, quando dico territorio la regione, che sarebbe l'Unione Europea, mantenere lavorazioni che altrimenti sarebbero destinate altrove. C'è un piccolo problema, che bisogna dare dei salari ai lavoratori, perché comprino i frigoriferi che costano di più, devono avere più salario, e invece qui, di fronte all'inflazione che cresce e i salari fermi, questa scommessa rischia di precipitare, non perché non è giusta, ma perché non ci sono i soldi per comprare prodotti che, perché sono migliori, costano però l'alto di gamma, come si dice, l'alta qualità ingenera un prezzo. O abbassano il prezzo dell'alta qualità o aumentano i salari delle persone qui in Europa, per stare al passo del mercato, poter acquistare quello che si produce. Grazie, con questa riflessione si chiude questa puntata della nostra storia. Grazie ad Augustin Breda, grazie a tutti voi per l'attenzione, noi ci vediamo alla prossima puntata.